si ripropone il problema dei fenomeni che stiamo conoscendo ormai in maniera, diventa quasi ordinario purtroppo. Quindi interventi meteorologici frequenti, violenti e puntuali. Questo è il caso che riguarda le valli, quindi in particolare Pulfero, aree nelle quali attorno a questo quadrante della regione abbiamo visto in 24 ore 400 mm di pioggia. Il Matariur ha soffiato il vento attorno ai 100 km all'ora, quindi si ripropongono queste situazioni che poi generano naturalmente queste fragilità del territorio dove siamo costretti a intervenire. Naturalmente anche grazie al lavoro che abbiamo fatto con i comuni la situazione è sotto controllo, abbiamo fatto i decreti d'urgenza per intervenire con misure straordinarie destinando 500.000 euro per gli interventi, però è chiaro che bisogna fare ragionamenti complessivi e capire come mettere in maggiore sicurezza la situazione.